Dopo una domenica difficile da dimenticare, il mare è tornato nei ranghi, lasciando dietro di sé una devastazione senza precedenti. Questa è la situazione all'altezza del primo accesso al mare di Via Baffile, d'estate centro della movida iesolana, in questi giorni epicentro dell'emergenza. I più anziani ricordano un precedente analogo solo nel 66, come Giordano Terziariol, una vita nei servizi spiaggia e oggi già al lavoro. Ti ricorda il 66 perché sì, è stata proprio una marea eccezionale, una marea molto forte. Speriamo che sia finita perché domani sembra che ci sia ancora qualcosa, vediamo. Nel 66 che ero qua, ero ragazzina, perciò... E i danni sono evidenti lungo tutta la spiaggia. Questo è quello che rimane del beach bar sul lungomare Alberto Sordi, dove il mare è entrato nei locali per la prima volta già martedì scorso. Tante le cose da buttare. Con un'onda forte l'ha sfondato, questo frigorifero è stato spinto su per questo e l'acqua veniva dentro, il mare è venuto dentro per l'altezza di 1,20 m, quindi tutta l'attrezzatura che c'è giù della cucina è andata tutta quanta sott'acqua. Da Jesolo, Lido a Pineta la prima stima dei danni, numeri alla mano, è impietosa, come confermano dal comune. La prima valutazione che abbiamo fatto sono 500.000 metri cubi di sabbia che se ne sono andati, un valore intorno ai 6 milioni di danni, e sto parlando solamente dei danni arrecati all'arenile. Da una settimana siamo qui in forte apprensione perché di fronte alle strutture, di fronte all'arenile conciato in questo modo, la preoccupazione è il poco che possiamo esprimere. In attesa di capire l'evoluzione delle prossime ore, operatori e cittadini sono già al lavoro, pronti a rialzarsi. Era un colpaccio che non ci voleva, come sempre. Poi è ovvio che siamo abituati a tirarci in piedi e a metterci subito a sistemare le cose per riprendere.